Vasto incendio intorno alle 2 di martedì 6 luglio a Sora, in località Trecce, alle spalle di un'attività commerciale agrizootecnica. L'incendio, sviluppatosi per cause ancora da stabilire, ha interessato il capannone utilizzato per conservare i prodotti agricoli e zootecnici. Prontamente allertati, sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Frosinone e del distaccamento di Sora, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'intera area. Ingenti i danni all'attività commerciale, danneggiate strutture e mezzi. Sul posto, per gli accertamenti necessari a stabilire la natura dell'incendio, anche i carabinieri della compagnia di Sora, coordinati dal comandante Iacovacci e dal capitano Cianfarano. Saranno ora i vigili del fuoco, una volta terminato l'intervento, a definire la dinamica del rogo, ma dalle prime informazioni l'incendio si sarebbe innescato per cause accidentali, forse dalla caduta di una lanterna volante.